Ma io accolgo il suo invito a non leggere la mia relazione che darò per letta, anche perché non era mia intenzione farlo, ma andrò ad aggiungere alcuni altri elementi al dibattito. Questo perché, a quanto già scritto nella relazione, è mia intenzione porre all'attenzione dell'Aula quanto recentemente stabilito con la sentenza numero 239/2016 depositata l'11 novembre 2016, quindi stiamo parlando di una decina di giorni fa, dalla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sull'impugnativa del Governo verso la legge regionale sul commercio della Puglia. Quindi diciamo, sono cose nuove che non so appunto quanti colleghi hanno potuto leggere. In questi anni, infatti, sono state molte le pronunce della Suprema Corte in questa materia e crediamo sia necessario chiarire una volta per tutte quanto previsto, per far sì che anche il disegno di legge 161 non solo non sia a rischio di impugnazione da parte del Governo centrale, ma contenga al suo interno tutte le norme possibili che possano salvaguardare il nostro territorio, i nostri imprenditori e i nostri cittadini. Per esemplificare ancora di più il quadro normativo in cui ci troviamo a legiferare, è opportuno ricordare che la Suprema Corte ritiene che la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce una soluzione imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla. Ma lo Stato, non la Regione. Questa frase dovrebbe essere scolpita nella mente di tutti coloro che hanno ritenuto dal 2006 ad oggi che la direttiva Bolkestein non possa permettere al nostro Parlamento di emanare una legge che possa limitare le aperture domenicali e nelle giornate festive. Con questa scusa in Italia si è voluto adottare una politica di liberalizzazione selvaggia in materia di orari che ha portato alle conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Nel solo ultimo anno, nella nostra nazione, hanno chiuso i battenti circa 5.000 esercizi commerciali in sede fissa. Questi numeri dovrebbero far riflettere chi festeggia i dati sull'aumento dell'occupazione, atteso che, nonostante queste chiusure, sono aumentati, sempre a livello nazionale, e non di poco, gli addetti occupati nel settore, più 29.000, a dimostrazione del fatto che la nostra è sempre più una repubblica fondata sui voucher. Chiusa la parentesi sulla liberalizzazione selvaggia degli orari nel commercio, la Suprema Corte, nella recente sentenza 239, citando il comma 2 dell'articolo 31 del decreto Salva Italia, ha ritenuto che sia un legittimo intervento del legislatore statale esercizio della competenza esclusiva in materia di concorrenza costituire un principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura. Tuttavia, aggiungendo che sono esclusi i vincoli e i limiti connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, la Corte sostiene che tale disposizione non preclude ogni ulteriore intervento normativo regionale sul punto. Infatti, sostiene la Corte stessa e non solo il Movimento 5 Stelle, che, a differenza di quanto avvenuto con riferimento agli orari degli esercizi commerciali, pure espressione della competenza statale a tutela della concorrenza, la legge dello Stato non pone divieti assoluti di regolazione né obblighi assoluti di liberalizzazione, ma al contrario consente alle regioni e agli enti locali la possibilità di prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possono insediarsi attività produttive e commerciali, purché ciò avvenga senza discriminazione tra gli operatori e a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionali, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali. Tale specifica apertura al legislatore regionale per la regolazione delle zone adibite alle attività commerciali attraverso gli strumenti urbanistici corrisponde, del resto, a un orientamento della giurisprudenza della Corte, che adotta una nozione di liberalizzazione intesa come razionalizzazione della regolazione, compatibile con il mantenimento degli oneri necessari alla tutela di superiori beni costituzionali. Con queste e altre motivazioni ha respinto l'impugnativa del Governo. Ebbene, anticipando la Corte Costituzionale, il gruppo consigliare a cui appartengo ha depositato il 23 settembre 2016 una proposta di legge dal titolo Individuazione delle aree interdette agli esercizi commerciali, sulla cui legittimità rimaniamo convinti e dopo le parole della succitata sentenza rimaniamo ancora più perplessi sul fatto che tale proposta di legge
benché tratti della medesima materia per le parti più importanti di questo disegno di legge, non sia ancora stata calendarizzata in quarta commissione né sia stata abbinata al presente disegno di legge. Stessa perplessità ha suscitato in noi il fatto che si sia tolto dalla legge regionale 29/2005 il riferimento al fatto che il principio di libertà di esercizio dell'attività commerciale possa essere superato dalla previsione di un controllo pubblico preventivo successivo a tutela dei motivi imperativi di interesse generale previsti dalla normativa europea. Questo, con la modifica dell'articolo 1 che andremo fra poco a discutere, viene inspiegabilmente tolto. Secondo il Tribunale amministrativo del Veneto, con sentenza 766 depositata il 1 luglio 2015, un regime autorizzatorio per le medie e le grandi strutture di vendita introdotto da una legge regionale veneta poteva essere ricondotto ad un motivo imperativo di interesse generale, risultando indispensabile una preventiva valutazione dell'impatto territoriale connesso all'insediamento di esercizi commerciali. La realizzazione di una grande struttura di vendita ha un considerevole impatto sul territorio, questo lo dice il Tribunale amministrativo regionale, condizionandone la destinazione e gli sviluppi futuri, circostanza quest'ultima che impone di per sé la necessità che i principi in materia di liberalizzazione del commercio siano contemperati dalla tutela di un interesse generale, evidente inciso nella realizzazione di una struttura di una tale dimensione. Ne consegue la legittimità di un controllo preventivo e quindi autorizzatorio, in quanto è parimenti evidente che un controllo successivo non avrebbe potuto costituire una misura idonea a salvaguardare gli interessi pubblici evidentemente pregiudicati dall'effettiva realizzazione dell'opera. Dette considerazioni, continua il Tribunale, risultano confermate anche dal tenore della legge nazionale 27/2012, che ammette l'esistenza di restrizioni fissando la legittimità di limiti per evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale. Anche in quel caso Federdistribuzione aveva proposto ricorso verso il regolamento regionale del 21 giugno 2013, sempre della legge regionale veneta. Eppure il TAR ritenne che, se è vero che a seguito della direttiva Bolkestein l'iniziativa economica non possa di regola essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni, costituisce dato altrettanto incontestato la necessità di distinguere fra atti di programmazione economica, che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all'inserimento di nuove attività, e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali invece, nel rispetto dei principi di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti a esigenze annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale. Si è considerato quindi legittimo un motivo imperativo di interesse generale in quanto individuato nella protezione dell'ambiente, nella razionale gestione del territorio e nella tutela del consumatore, mentre la stessa restrizione non avrebbe dovuto essere considerata illegittima se correlata a un intervento normativo adottato con finalità di natura puramente economica, cosa che a nostro avviso con questo disegno di legge andrete a fare, lasciando norme previste nella precedente legge e copiandole pari pari. Sulla materia si è pronunciata anche la Corte Costituzionale nella recente sentenza sopracitata 239, laddove ha ritenuto che la previsione di un tale provvedimento autorizzatorio, a maggior ragione se di contenuto indefinito e rimesso sostanzialmente alla discrezionalità dell'amministrazione, contraddice esplicitamente i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti con legge nazionale. Questi hanno affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento di attività economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli ex ante, con la sola esclusione degli atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito dalla direttiva Bolkestein. Il TAR Veneto, infine, sostenne che non sussiste nemmeno l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del succitato regolamento, nella parte in cui detta disposizione introdurrebbe una misura discriminatoria a detta dei ricorrenti asseritamente in danno degli imprenditori e diretta a prevedere che le strutture di vendita non ubicate nei centri storici siano subordinate al pagamento di un onere aggiuntivo. Detta disposizione, infatti, più che risultare astrattamente pregiudizievole, appare la conseguenza di una scelta del legislatore regionale, assunta sulla base di una valutazione di merito, diretta a favorire l'installazione di strutture di vendita nell'ambito dei centri storici e urbani,
Da qui la decisione di voler portare all'attenzione dell'Aula un emendamento che prevede una simile misura anche nel nostro ordinamento. Infine, chiudiamo con l'ultimo degli aspetti su cui abbiamo concentrato i nostri emendamenti, ovvero la possibilità di coniugare l'apertura di nuovi centri commerciali, ma anche di nuovi negozi di media struttura, con la tutela occupazionale. Abbiamo ricordato più volte in quest'Aula come l'apertura di nuovi esercizi non sia sempre portatrice di nuova occupazione, ma come stabilito dalla CGA di Mestre, ormai già da qualche anno, per ogni posto di lavoro creato da una grande distribuzione organizzata ci sia la perdita di 6 posti di lavoro nelle piccole e medie imprese. Vale la pena ricordare le parole della citata sentenza del TAR Veneto, il quale ha ritenuto altrettanto infondato il 7° motivo di ricorso, nell'ambito del quale si contesta la legittimità del regolamento nella parte in cui prevede la tutela dei lavoratori e il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nei tavoli di concertazione e di monitoraggio previsti dalla normativa vigente. E ciò in quanto detta disposizione, nel momento in cui prevede che l'insediamento di una grande struttura di vendita sia aggravato da maggiori oneri, risulterebbe estranea alla disciplina delle attività commerciali di cui si tratta. Sul punto va evidenziato che l'articolo appunto della legge regionale si limita a fare propri i principi già contenuti nel diritto europeo, in particolare con la direttiva Bolkestein, nella parte in cui prevede che la tutela dei lavoratori e nello specifico l'impegno ad assumere lavoratori a determinate condizioni possa consentire di introdurre limiti all'attività economica, disposizioni peraltro recepite anche nel decreto legislativo 29/2010. Infatti, sia la legge regionale veneta che il regolamento impegnato prevedono che gli atti autorizzatori tengano conto anche dei riflessi occupazionali previsti dalle nuove aperture. Di tutto questo nel disegno di legge 161 non c'è traccia. Come Movimento 5 Stelle ci siamo chiesti per quanto fattibile come sia possibile aggiustare il presente disegno di legge. Abbiamo proposto alcune modifiche che, seppur non possono rendere il testo perfetto, lo renderebbero sicuramente migliore, qualora le finalità dello stesso siano quelle di preservare il nostro territorio, i nostri cittadini e i nostri imprenditori, soprattutto i medio-piccoli, e non solo il sistema viario della nostra regione già abbondantemente sviluppato. Considerato che tra i motivi imperativi di interesse generale non troviamo scritto da nessuna parte quello dello scorrimento del traffico, ma semmai quello della tutela della salute, dell'ambiente, anche urbano, in contrasto con l'inquinamento che la cementificazione comporta, la tutela dei lavoratori vittime della liberalizzazione.